Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 24 novembre 2022. Furti a Sedico e a Feltre, i colpi sono stati messi a segno nel fine settimana. A Sedico colpita un'abitazione di via Vignole, mentre a Feltre è stata presa di mira una casa a Mugnai. In entrambi i casi i ladri hanno agito di pomeriggio con le stesse modalità, rompendo una finestra per introdursi negli edifici, poi messi a soqquadro alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Sull'accaduto indagano i carabinieri. A processo per favoreggiamento e falsa informazione al pubblico ministero un bellunese, ex maresciallo degli Alpini, avrebbe mentito in sede di interrogatorio per coprire un commilitone condannato per molestie. L'episodio dal quale scaturisce la vicenda si è verificato a un raduno di alpini in congedo svoltosi a Pedavena. In quell'occasione uno dei partecipanti, un cinquantenne di Bassano del Grappa, aveva afferrato alle spalle la moglie di un collega toccandole il fondoschiena. Finito a processo, l'uomo è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione. Proprio nel corso del procedimento giudiziario il bellunese avrebbe rilasciato dichiarazioni non veritiere, affermando di non aver visto alcuna violenza sessuale. Davanti al giudice anche un bellunese senza fissa dimora accusato di tentato furto aggravato. L'uomo avrebbe tentato di rubare degli alimenti da un supermercato di Belluno. Il fatto risale al dicembre di 3 anni fa. L'imputato era stato fermato dal personale del negozio che aveva scoperto la rifurtiva: tonno, caffè, formaggio e barrette energetiche per un prezzo complessivo di 200 euro. Sul posto erano giunti i carabinieri chiamati dal direttore del punto vendita. Dopo la denuncia per tentato furto è scattato il procedimento in tribunale. Un trentenne feltrino invece accusato di circonvenzione di incapace avrebbe finto uno stato di bisogno per farsi consegnare 10.000 euro da una ragazza in difficoltà. La procura ha chiuso le indagini preliminari e chiesto rinvio a giudizio per l'uomo. A presentare la querela da cui è scaturita l'inchiesta l'amministratore di sostegno della donna, una ventenne che l'uomo aveva conosciuto durante un periodo di trattamento al servizio dipendenze dell'USL numero 1 Dolomiti. Santa Giustina, una 23enne è stata investita ieri mentre attraversava le strisce pedonali nella piazza vicina al municipio. A urtarla con la propria auto un trentenne di Feltre che non è riuscito a frenare in tempo. La giovane ha riportato contusioni multiple e la frattura a un braccio. Sul posto i sanitari per prendere in carico la donna e i carabinieri per i rilievi di legge e la ricostruzione dell'incidente. Passiamo allo sport. Calcio, il Longarone Alpina saluta la Coppa Veneto di promozione. La squadra del presidente Carlo Giuliana è stata eliminata ieri negli ottavi di finale dalla Giulia Sagittaria, autore di una clamorosa rimonta da 0-3 a 4-3. I bellunesi infatti si erano portati in vantaggio di 3 reti nella prima mezz'ora, un distacco che sembrava aver messo la parola fine alla questione qualificazione. Nel finale di frazione e poi nella ripresa invece i veneziani hanno ribaltato il risultato, conquistandosi l'accesso ai quarti del trofeo regionale. Sempre a proposito di calcio, in seconda categoria il Ponte nelle Alpi ha scelto Alex Signoretto come nuovo allenatore in sostituzione dell'esonerato Giuseppe Faso. Hockey, Cortina in campo questa sera per l'Alps League all'Olimpico con gara al via alle 20.30. Arriveranno gli austriaci del Lustenau, decimi in classifica dietro di 12 punti rispetto agli ampezzani, quinti. All'andata finì 2-0 per il Cortina. Infine il rugby, ufficializzato il programma della seconda fase del campionato di Serie C. Subito all'esordio, domenica 4 dicembre, il derby bellunese tra Alpago e Belluno. In girone, assieme alle 2 formazioni della nostra provincia, anche Pordenone, Vegnulia, Trieste, Villadose, Montebelluna, Conegliano e Riviera 1975. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Corriere delle Alpi, il Gazzettino di Belluno e il sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.